Marco Di Battista, uno dei tanti trapiantati della Sardegna, di Sassari. Lei però conosce molto bene Cagliari, è obbligato a venire qua per tutta una serie di esami. Citofonare Brozzu, citofonare problemi però. Sì. Quali? Brozzu lamenta, e giustamente io capisco, lamenta carenza di personale. Noi trapiantati siamo diventati numerosamente, abbiamo aumentato il numero, quindi il personale di Cagliari è sempre lo stesso e non riescono in tempi reali a poter seguire. Ci sono dei ritardi quindi che vanno a colpire anche lei? Sì, ci sono dei ritardi in quelle che sono le visite diagnostiche, che momentaneamente cerchiamo di farle a Sassari, perché qua a Cagliari praticamente dicono devi fare questo, questo e quest'altro, organizzati. Quindi tramite lo sportello di prenotazione noi ci prenotiamo le visite che però non trovi in tempo reale. Non trovi tempi lunghi. Lei tra l'altro è trapiantato, che trapianto ha subito trapianto lei? Di fegato. Da quanti anni? 10 anni. Quindi comunque quando si tratta di trapianti mai dire mai, i controlli devono essere puntuali, c'è in gioco la vita. Certo, c'è un follow up di cui ci hanno praticamente consigliato, se non imposto, per il mantenimento della riuscita del trapianto dobbiamo ogni anno fare determinate visite diagnostiche. Lei quante deve farne all'anno? Diciamo un 6 o 7. E non sono mai puntuali? Cioè tempi lunghissimi, non riusciamo in tempi reali a fare una diagnosi al momento. E lei teme per la sua salute? E io sì, sono preoccupato per i ritardi e per quanto poi le visite diagnostiche hanno un ritardo abbastanza lungo e noi stiamo in ansia, noi che sappiamo che siamo a rischio. Siete in ansia, poi un trapianto è un'operazione complicata e non sempre si trova l'organo giusto. Chi è trapiantato spesso dice io sono un miracolato, ho avuto un'altra occasione di vita, se però poi la sanità e lo sfascio va tutta a farsi benedire. Quello è che non quadra. Diciamo che io personalmente, come tanti come me, ringraziano la sanità per averci dato una nuova vita grazie al nostro donatore, perché se non ci fosse un donatore noi non avremmo potuto continuare a vivere. Però poi... un altro punto di cui noi come associazione ci battiamo è quello che non ci sono donazioni perché tutto il sistema è da vedere, è da rivedere, perché se non ci sono donatori non si possono salvare vite come è stata salvata a me. C'è Mazzori, lei è arrivata sin da Iglesias per protestare per la sanità che non va bene. Non va bene. Lei che danni sta subendo, che disagi? Disagi che non si possono avere visite portate in fretta perché non c'è spazio mai per nessuna ambulancia. Lei di che visite ha bisogno? Io devo curarmi una spalla. Ho un intervento al ginocchio, Intervento già fatto? Che però va monitorato naturalmente. Dovrei fare anche l'altro ginocchio, addirittura. E da quanto sta attendendo? Da quanto sta attendendo di fare l'altro intervento? L'altro intervento sono io che non lo voglio fare perché ho sofferto. Ha sofferto? Voglio fare adesso il 25 devo fare la visita della spalla. La stanno facendo penare, cioè lunghi tempi. Aspettare lunghi tempi, anche dovevo fare una visita cardiologica, me l'hanno spostata a fine anno. Devo fare una risonanza a fine anno. Tutto a fine anno, tutto spostato. Tutto un regalo di Natale. Per modo di dire, ma almeno potrà farlo gratuitamente? Spero che me la facciano. Di quale ospedale parliamo? Del CTO di Iglesias, il CTO di Iglesias. Era un primario di ospedale. Adesso, il CTO, il pronto soccorso chiuso per tanto tempo negli ultimi mesi. Volta, sì. Lei quanti anni ha, signora? Io ne ho 80 compiuti. 80 compiuti. Le è mai capitato per i tempi comunque lunghi di dover pagare per le visite, di rivolgersi? Sì, prima dell'età dovuta che sono entrata con la mutua, sì, ho pagato sempre. Lei che cosa chiede? Cosa chiede lei? Una sanità migliore, una cosa più sollecita, di visite più veloci, quindi non questa attesa lunga così.
No, quindi no a visite a tempi lunghi meglio. Brava, brava. Quando le dicono che i tempi sono lunghi, lei ha un'alternativa personalmente? Beh, cerco magari se c'è gente che conosco per anticiparmi le visite, ma altrimenti è uno schifo. Lei comunque, anche se ha 80 anni compiuti, potrebbe andare in privato e pagare. E se non si riesce con la mutua a avere tempi brevi, è logico che uno se sta male va a pagamento, ma non è giusto, non è giusto andare a pagamento quando abbiamo i nostri diritti con le tasse che Anche perché lei è pensionata. Certo. Di quanto è la sua pensione, signora, per capire? Poche di reversibilità che sono belle. Vive solo con la pensione di reversibilità del suo marito defunto. Impossibile quindi fare tutto a pagamento. Beh, è ovvio.